Un ristoratore di Dolce Acqua in provincia di Imperia ha ricevuto pochi giorni fa una bolletta quintuplicata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il caro bollette si fa sentire sul borgo del Ponente, che vive di turismo, 2200 abitanti ma 14 ristoranti, 14 bar e 400 posti letto in strutture extraalberghiere. Il sindaco, con l'obiettivo di aiutare imprese e famiglie, ma anche i propri edifici pubblici, ha deciso di avviare una comunità energetica rinnovabile. Con i comuni piemontesi di Magliano Alpi e Carrù installerà pannelli fotovoltaici per una potenza totale di 4 megawatt. Adesso noi stiamo installando sul tetto del comune un nuovo impianto di pannelli fotovoltaici che andrà in là per costruire la prima CER. Sarà piccolina perché sarà uno scambio per il comune e per i privati intorno al palazzo comunale. Dopodiché, fatto questo, insieme a Vivero, Magliano Alto e altri comuni, stiamo progettando quello che sarà il progetto che presenteremo col PNRR non appena sarà disponibile. Borgo alle spalle di Ventimiglia, Dolceacqua è celebre per il suo centro storico arroccato ai piedi del castello medievale, ma ha anche una zona di periferia più moderna dove sarà possibile installare i pannelli solari. La nuova scuola che andiamo a costruire avrà la possibilità di installare diversi pannelli fotovoltaici, non solo per la scuola, ma anche in abbondanza, soprattutto nel periodo in cui la scuola è chiusa, la corrente potrà essere ceduta a terzi, ma adesso si può installare anche sui terreni, quindi noi abbiamo delle vecchie serre di fiori dove è possibile installarli, o terreni incolti dove è possibile installare le installazioni di questo tipo. D'altronde è l'unico modo per superare la norma che tutela i centri storici. Da anni, dice Gazzola, cercava un modo per portare l'energia dall'esterno verso il cuore del paese. Ecco che le CER sono una soluzione ottimale. Far parte di un gruppo associativo, cooperativo di persone che su installazioni anche lontane dal paese o comunque su case di altre persone dove è possibile installare pannelli fotovoltaici è possibile usufruire di questa corrente a un prezzo molto più basso.